Non solo celebrazione di un prodotto, ma azione sinergica tra i vari settori produttivi. Questo mercato che è così grande e che ha la possibilità di ospitare degli eventi importanti come questo, oggi sta dimostrando che la unione di più attività può dare veramente la risposta concreta di quello che è il bisogno di propagandare, di espandere tutto quello che sono le capacità e le potenzialità del nostro territorio. Oggi, partendo da quello che può essere la bandiera del nostro territorio, quindi il radicchio, dove noi siamo innegabilmente leader a livello nazionale, a livello provinciale e regionale, noi possiamo, partendo da questo che è la nostra bandiera, oggi ospitare tutte quelle che sono le attività produttive, le attività del nostro territorio e quindi valorizzare, trasmettere questa unione che permette di dare risposte concrete e di portare il nostro territorio fuori da quello che è l'ambito strettamente comunale. Ecco, io che rappresento in questo momento la provincia e rappresento sia il mondo agricolo come assessore all'agricoltura e assessore alle attività produttive, non posso essere che felice e contento di vedere che in questo momento si sta realizzando questo matrimonio, questa unità di intenti che è decisamente importante per il nostro territorio del sud della provincia di Venezia, che è di solito un territorio dimenticato, un territorio sottoutilizzato. Che cosa si augura per la prossima edizione? Mi auguro, visto l'edizione dell'anno scorso che si è partiti e ho visto quest'anno decisamente miglioramenti, mi auguro per la prossima edizione che ci sia maggiore attenzione da parte di quelle che sono le autorità extracomunali, quindi una maggiore attenzione all'importanza di quelli che sono i beni, sia i frutti della terra che anche del mare, e quelle che sono le capacità produttive del nostro territorio, quindi una maggiore attenzione, non pensare che questo territorio è un territorio dove che solo si litiga, un territorio dove che siamo arretrati. Questo è un territorio ricco e stiamo dimostrando, speriamo che ci sia una maggiore attenzione a questa realtà. Non a caso il radicchio di Chioggia è detto oro rosso. Oro rosso, e non a caso io qui rappresento la provincia e ho rappresentato la provincia per 3 giorni completi, perché dal momento dell'inaugurazione fino a questo momento, quindi che è il terzo giorno, io non mi sono mai staccato da questo luogo, proprio a dimostrazione dell'attenzione che sta iniziando ad avere la provincia per tutte queste che sono le realtà economiche, produttive e i frutti della terra.